Parte oggi una nuova campagna insieme ai nostri partner del DESPAR, Eurospar, Interspar, che riguarda la sensibilizzazione e informazione per quanto riguarda le truffe degli anziani. Sono già state fatte altre campagne che riguardavano il bullismo e la violenza di genere e siamo molto soddisfatti perché queste campagne vanno anche in quei posti che sono direttamente interessati dalle potenziali vittime di queste situazioni, di questi reati. Parliamo chiaramente degli anziani, delle madri, dei ragazzi, delle donne, quindi che frequentando i supermercati possono essere direttamente informati in questi posti che normalmente non sono deputati a questo scopo, ma che hanno vi è questa ulteriore possibilità. Anche nei prossimi mesi faremo anche presenza di fronte a questi punti vendita per far sì che la gente possa contattarci direttamente ed avere ulteriori informazioni per quanto riguarda questi reati. In questo caso il reato della truffa, che riguarda non solo le classiche truffe che vengono perpetrate dagli anziani, ma anche quelle online che quindi riguardano un pochino tutte le persone. Oggi ci troviamo qui alla Questura di Rovigo per il lancio del progetto in collaborazione con noi e strutturato con le 7 province, le 7 questure del Veneto sul tema delle truffe. È il terzo step di questo progetto fatto nell'ultimo anno e mezzo con le 7 questure del Veneto, dove ci vede attivi nel divulgare, sempre in collaborazione con la Questura, un tema molto sensibile che è quello dell'attenzione sulle truffe e soprattutto sul tema delle truffe agli anziani. Anche con questo progetto nei nostri punti vendita saranno presenti degli opuscoli informativi dove il consumatore cittadino potrà avere delle informazioni maggiori e soprattutto dei numeri di telefono utili che, se dovesse richiedere o avere necessità, può contattare. Quindi Aspiag Service DESPAR, come le altre volte, si trova partecipe con i suoi punti vendita per avere un rapporto più diretto col territorio che ospita i suoi punti vendita.